Il referendum bisogna che tutti i veneti ci vadano, poiché questa richiesta di autonomia è in realtà una richiesta pressante del governo centrale, burocratico, costoso che abbiamo, a far diventare l'Italia prima o poi uno Stato federale. La visione di chi con la burocrazia romana si è scontrato per oltre un anno. Massimo Colombana, ex assessore alle partecipate della giunta Raggi nella capitale, è convinto che solo con un'autonomia differenziata ci sarà futuro per l'Italia. Un federalismo economico con regioni virtuose, meno Stato, e altre dove deve crescere la presenza delle istituzioni. E per chi non crede nell'utilità del referendum, Colombana è chiaro. Ma scherziamo, se aspettiamo che lo Stato centrale ceda una parte del suo potere, della sua enorme burocrazia, siamo degli illusi. Quindi questo referendum serve proprio a dimostrare che i veneti, in grande maggioranza, e così spero sia, vogliono discutere praticamente di dove vanno a finire le tasse. Veneti che oltre a discutere sulle tasse, per l'onorevole Rubinato, vogliono gestire anche meglio il loro futuro. Abbiamo un'occasione straordinaria, è il primo referendum consultivo che viene dato ai cittadini elettori residenti in Veneto per decidere se vogliono maggiore autonomia per la nostra regione. Per questo l'appello della deputata del Partito Democratico, tra le prime a portare avanti in Parlamento l'idea di una maggiore autonomia, è semplice quanto diretto. Bisogna assolutamente partecipare domenica 22 ottobre e mettere il nostro sì per impegnare tutta la classe politica regionale e nazionale alle proprie responsabilità attuando il regionalismo differenziato e il federalismo fiscale.